Mister, una serata speciale, anche storica per il nuovo Pordenone. Siete andati tanto vicini anche da sfiorare un grandissimo risultato. Quali sono un po' le emozioni dopo questa grande partita da parte vostra? Ma è una bellissima emozione, sì, è una bellissima festa per il pubblico, ma anche per i nostri ragazzi che si sono goduti questa serata. Eravamo riusciti quasi a arginare una squadra così forte, però ci sta, è stata una bellissima serata, è bello così. Che dà anche forza al vostro progetto, cioè quello di ritornare un po' in alto. Pordenone oggi ha dimostrato che è mancato un po' al calcio più in alto, no? È quello anche quello che voi state costruendo in questi anni e volete puntare nel futuro prossimo. Ma sicuramente la società sta lavorando benissimo sotto questo profilo e quindi ha organizzato una serata così proprio per dare ancora lustro a questa grande società come Pordenone, e si è visto stasera che il pubblico ha risposto alla grande. E adesso c'è un po' di pausa per voi, però questi test sono come quasi 3-4 partite del campionato. Sì, a me non andava benissimo questa amichevole sinceramente, però sono contento perché se lo meritano i ragazzi come soddisfazione. E adesso abbiamo 3 giorni di relax completo perché soprattutto mentalmente per noi era una partita tosta e quindi va bene così. Complimenti. Grazie.